Tutto pronto per questa seconda corsa, una prova per cavalli di 3 anni, vincitori da 3 a 16.000 euro nella carriera. Una prova in cui sulla carta potrebbe essere un match tra Capitan Cash, LP e Coco Chanel. Cercheranno ovviamente di inserirsi gli altri, con Corinto Lud, Cometa Petral e Crystal Trio, molto giocata alla fine, scesa da 21 a 10 alle quote fisse. Siamo in partenza: 1 Corinto Lud, 2 Capitan Cash, LP, 3 Coco Chanel, 4 Crystal Trio, 5 Costa Magna Pax, 6 Cometa Petral, 7 Cedrina Jet, 8 Cherie. SM e la macchina li lascia con problemi per Capitan Cash LP, va davanti Coco Chanel con al largo Costa Magna Pax che cerca di spingere per trovare una posizione, insiste Costa Magna Pax all'attacco di Coco Chanel, sbaglia Corinto Lud che lascia così posto a Costa Magna per sistemarsi in seconda posizione. Dopo 200 metri passati in 14 spaccato è in vantaggio Coco Chanel. Costa Magna Pax seconda alla corda avanti a Crystal Trio, non tarda a progredire all'esterno Cometa Petral, con poi in quinta posizione Cedrina Jet, ancora all'estrema retroguardia Cherie SM. 28,8 i primi 400 metri di corsa da parte di Coco Chanel, che si è molto distesa in avanti. Cerca ora di riprendere un pochettino in mano il proprio interprete, arriva allora all'esterno Cometa Petral che si porta a lato di Costa Magna Pax, cerca di scavalcarla perché ci sarebbe anche un pochettino di posto in seconda posizione alla corda. Coco Chanel in vantaggio nei confronti di Cometa Petral, di Costa Magna Pax, di Crystal Trio, di Cedrina Jet, di Cherie SM. 58,9 la metagara, tutta velocità da parte di Coco Chanel che continua così all'avanguardia nei confronti di Cometa Petral che ha spazio e si parcheggia in seconda posizione alla corda avanti a Crystal Trio che la sostituisce all'esterno. Ancora Cedrina Jet, il chilometro in 1,14,2 con una frazione in 15,3, è in vantaggio Coco Chanel e sta allungando in maniera decisa da Crystal Trio che si mette nelle sue tracce. Cometa Petral che cala in terza posizione avanti a Cedrina Jet, la dritta di là passata in 14,5, in vantaggio Coco Chanel nei confronti di Crystal Trio, le altre molto più indietro con Cedrina Jet che si affaccia su Cometa Petral e si affaccia anche Crystal Trio all'attacco di Coco Chanel che riallunga con la dritta, una di margine da gestire, Crystal Trio che ci prova ma Coco Chanel è ancora in vantaggio e guadagna terreno. Che numero Coco Chanel, VP dell'Annunziata, che portano a casa il successo nei confronti di Crystal Trio. Al terzo Cedrina Jet avanti a Cometa Petrale, a Corinto Lud, valido dopo la rottura. 1,14 il ragguaglio cronometrico, 29,4 la chiusa, e da quando è tornata in Italia una cavalla davvero fantastica questa Coco Chanel. Bold Eagle e Umas, la genealogia Gennaro Casillo che allena per gli allevamenti folli, che sono proprietari di questa bella cavalla che è andata davanti, ha fatto misura al comando. 1,14 il ragguaglio cronometrico, 1,58 spaccato 1.600 il successo di Coco Chanel e VP dell'Annunziata.